Pur grati a coloro che sono stati la nostra matrice, l'importanza del momento e la maggiore dignità a cui il nostro sodalizio è chiamato, vi suggeriscono un nome nuovo e antico come la terra che ci tiene. Un nome che racchiude in sé tutto il cuore della città alla quale siamo riconoscenti per averci dato natali, lavoro e ricchezza. Io propongo che l'Inter-Naples Football Club, da oggi in poi e per sempre, si chiami Associazione Calcio Napoli. Con queste parole Giorgio Ascarelli, presidente dell'Inter-Naples, il 25 agosto 1926, data che convenzionalmente venne modificata al 1 agosto, diede vita alla storia d'amore più bella mai esistita. Dicono che il calcio sia solo un gioco. Lo dicono perché non sanno che quel sole che sorge sul golfo ogni lunedì mattina può essere più o meno bello in base all'umore di un intero popolo che dipende da quel pallone che rotola. Non sanno cosa significa svegliarsi e respirare un'aria diversa, più leggera e festosa se si è vinto, più silenziosa e malinconica se invece è andata male. Perché a Napoli non esiste una linea di confine tra la vita di tutti i giorni e quella maglia azzurra. Sono la stessa cosa, da 100 anni. 100 anni fa non è nata semplicemente una società sportiva, è nato lo specchio della nostra anima, un amore intenso, viscerale, a tratti folle. Siamo la città dei piccoli colorati, della creatività che nasce dal nulla, del calore che ti travolge. E la domenica, tutta questa immensa, disordinata e bellissima energia si concentra in un unico respiro, in un unico battito cardiaco. Abbiamo vissuto epoche diverse, abbiamo visto il mondo cambiare, ma quell'azzurro è rimasto lì, immutabile, a ricordarci chi siamo. Ci hanno chiamati passionali, esagerati, teatrali, ma la verità è che noi non tifiamo per il Napoli, noi siamo il Napoli. Tutto è cominciato con il romanticismo in bianco e nero di Attila Sallustro, il primo vero idolo dei nostri nonni, passando per la potenza di Olione Vinicio, per la classe pure ribella di Omer Sivori e per i gol impossibili di José Altafini. Poi gli anni '80, il misticismo olandese di Rudy Kroll e l'arrivo della poesia brasiliana di Antonio Careca. E poi lui, l'uomo che ha preso questa passione e l'ha resa eterna, trasformando il calcio in poesia e riscatto sociale. Il 5 luglio 1984 Napoli si fermò. 70.000 persone allo stadio per vedere un ragazzo con i capelli ricci palleggiare e scagliare il più in alto possibile un pallone. Quel giorno a Napoli arriva Diego Armando Maradona. Quel ragazzo che oggi chiamiamo Dios cambiò le nostre vite per sempre. Con lui al comando, Napoli ha avuto il coraggio di affrontare a testa alta l'egemonia del Nord, che in quegli anni dominava. Ha avuto il coraggio di risollevarsi sul piano sociale e ha avuto il coraggio di credere che nella vita tutto è possibile. Diego è stato il nostro generale nella rivoluzione più bella mai esistita. Con Diego Napoli vince 2 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e quella che allora si chiamava Coppa UEFA. Io in quegli anni non ero ancora nato, ma ricordo a memoria la telecronaca che fu di Bruno Pizzu, diventata poi la più famosa tra i vicoli di Napoli. È un buco per Alemao, Careca, dentro ancora per Alemao, tiro, e il pallone, gol di Alemao! Già, i vicoli di Napoli, che da allora sono colorati da Diego, perché Diego a Napoli è rimasto sempre. E nei murales che colorano i quartieri, e negli occhi dei padri che lo raccontano ai figli, e nell'area di uno stadio che oggi porta il suo nome. 100 anni di storia passano anche attraverso quel legame eterno, divino, che nessuna statistica potrà mai spiegare, perché il Napoli è il riscatto di un popolo che non si arrende, che cade e si rialza sempre col sorriso, fiero delle proprie radici. Dopo quegli anni infatti siamo caduti, abbiamo dovuto affrontare anni di difficoltà economiche e campionati anonimi, ma non ci siamo mai arresi, abbiamo continuato sempre ad amare, aggrappandoci a nuovi idoli come il re della promozione Stefan Zwok, che nel 2000 ci portò dalla B alla A. Ricordo ancora la festa incredibile. Poi l'oblio, gli anni più duri. Il Napoli, il nostro grande amore, rischiava di scomparire. Ci salvò un produttore cinematografico dal fallimento. Il suo nome è Aurelio De Laurentiis, che diede inizio ad una nuova era. Il Napoli riparte dalla Serie C e anche lì noi c'eravamo. La prima partita della nuova era fu Napoli-Cittadella, finì 3-3 e allo stadio c'erano 60.000 persone. Come la nostra storia insegna, non c'è gioia senza dolore. Infatti il Napoli quell'anno perse i playoff contro l'Avellino. Dopo 2 anni di Serie C e 1 di B, il Napoli torna nella massima serie e da quel momento la nostra storia cambia per sempre. Da quel momento è stata un'escalation di pura poesia.
abbiamo ricominciato a far tremare l'Italia prima e l'Europa poi. E poi l'era della grande bellezza. Accolto da un grandissimo scetticismo e con area di ridimensionamento, arriva a Napoli un pittore. Per gli altri Maurizio Sarri, per noi il comandante. Con lui abbiamo vissuto 3 stagioni folli. Ovunque andavamo, giocavamo un calcio così bello da togliere il fiato, che ci ha fatto accarezzare un sogno fatto di 91 punti, lasciandoci con una ferita aperta ma immensamente fieri. Sotto la guida Sarri ho visto nascere giochi, libri e pagine social in suo nome, nel nome del nostro grande amore per lui e per quelle 11 facce di cazzo che palleggiavano fino al palazzo. Mentre a Napoli nasceva un nuovo amore viscerale con uno scugnizzo napoletano, nato in Belgio, Napoli si è trovata a dover affrontare uno dei dolori più grandi che possa esistere. Perché mentre Dries Mertens si prendeva le chiavi della città, diventando Ciro per diritto d'amore, il 25 novembre 2020 Napoli si fermò per una seconda volta. Diego non c'era più. Tutti noi ricordiamo ogni dettaglio di quel momento. Io ad esempio ricordo dove ero, con chi ero e cosa stavo facendo. Me lo ricordo perché quando arrivò la notizia, ad ognuno di noi è mancato un battito di cuore. Era come se si fosse spenta la luce in tutte le case della città. In quel momento, nella testa di tutti i napoletani, ci fu un unico pensiero. Tutti smisero di fare ciò che stavano facendo ed iniziò un pellegrinaggio non organizzato fuori lo stadio. Tutta Napoli era lì. Ricordo le luci accese allo stadio vuoto, in mezzo alla notte, con i cancelli ricoperti di sciarpe, lumini e lettere bagnate dalle lacrime di gente sconosciuta che si abbracciava senza dire una parola, guardando quel prato verde dove un tempo lui aveva accarezzato il cielo. In quel momento ci guardammo tutti e senza dire una parola ci facemmo un giuramento solenne. Da quel momento lo stadio doveva chiamarsi Diego Armando Maradona. Da quel giorno l'aria a Napoli era strana, sembrava che la storia ci chiedesse di rassegnarci, che quel riscatto non sarebbe mai più arrivato. Quando lo scetticismo era più forte, nella primavera del 2023 abbiamo compiuto il capolavoro più romantico del secolo. Dopo aver stradominato il campionato, il 4 maggio 2023 la città esplode in un boato fatto di 20 anni di lacrime, di polvere masticata, delusioni e orgoglio represso. Il Napoli, dopo 33 anni, è campione d'Italia. La città era un fiume azzurro che ha fatto il giro del pianeta, le lacrime di chi finalmente poteva dire ce l'abbiamo fatta, di chi non ne aveva mai visto uno e le lacrime dei vecchi che avevano visto Maradona. Fu una festa infinita, una notte durata mesi. Ma a Napoli lo sappiamo, siamo la terra dei contrasti assoluti e quindi dopo il paradiso abbiamo riabbracciato l'inferno. L'anno dopo lo scudetto è stato un anno inaspettato, doloroso, che ha messo a dura prova i nostri cuori. Ma come abbiamo sempre fatto nei nostri 100 anni di storia, quando tutto sembrava crollare, abbiamo trovato la forza di rialzarci. E per farlo avevamo bisogno di un uomo che non conosce la parola arrendersi. Un uomo capace di ridare un'anima, una disciplina e una rabbia feroce ad un popolo ferito nell'orgoglio. È così che a Napoli arriva Antonio Conte. Con lui non c'è stato spazio per i fronzoli o per la retorica. È stato un patto di sangue tra un condottiero e una città intera. Ha preso quel foglio bianco rimasto dopo la tempesta e ci ha scritto sopra una storia di solidità, orgoglio e di appartenenza, dimostrando all'Italia intera che Napoli non era stato un miracolo passeggero, ma una certezza che fa tremare ancora. Oggi siamo arrivati qui, a guardare questo traguardo immenso dei 100 anni, e se chiudo gli occhi riesco a rivedere tutto. Il mondo là fuori continuerà a non capire, continueranno a dire che è solo un gioco, che siamo esagerati, che lunedì mattina la vita vera è un'altra. Lasciamocelo credere, noi sappiamo la verità. Sappiamo che finché quel sole sorgerà sul golfo, noi non smetteremo mai di amarti comunque vada, perché i presidenti passano, i calciatori cambiano e gli allenatori vanno via, ma l'azzurro resta, noi restiamo. 100 anni fa è nata una squadra di calcio, 100 anni dopo siamo ancora qui a gridare al mondo che noi non tifiamo per il Napoli. Noi siamo il Napoli e lo saremo sempre. Buon 100° compleanno, vita mia, infinitamente grato, infinitamente tuo.